A sas 2:00, in domo de Diego Sanna, fu infinine de stare, una die calda, commenti in su coro desistiu, e fui su treghi de capitanni, su esperu de Santarughe. Atteros annos, 10 innantis e 10 appustis de Santarughe, passaian caddos a trummadas, a nirgos, tentorzos, prudderos e basmannas, a nanni a salalza, in aristanis, odorranne, como brunnuda, ne caddos e ne fiera. In domo de Diego Sanna doaia festighedda. Non poi essere Santarughe o essere incambiatu xeraccu o leadu tancas noas in affittu o a compuru, ma cadattanu deppian partire. Buonadì a tutti, ben agattato, siamo Storra, intro e su conto, in questo bello luogo che sarà nos ha posto a disposizione per contare cose in lingua sarda. Nos vamos a toppare per 8 mesi, ed ogni ultima domenica del mese, fino a capitanni, e ora partimos da un luogo bello meta, che è domo questa poesia cantata de Silano, inue sarte de Sugoro si può respirare e si può bere in ogni ghizzo, in ogni luogo de Saida. Questo programma chiede dare ogni mese un tema di fresco, o partimos proprio da Salimba e da suo sentito, sodios, amore, tutti i sentimenti che con Salimba resessimos a esprimere. Siamo partiti con su libro di Antoni Gossu, Mannicos de Memoria, un libro scritto in su 1982 in lingua sarda che ha vinto premio Olmeda e che conta di una Sardegna che l'autore, un grande intellettuale come Antoni Gossu, pensaia da possibile con un grande mezz'oro grazie a Sol Sardos che tornano dopo essere vistato in tutto il mondo. E come querimo fare, querimo narrare la ponauta di tutte le arti, o è poesia, letteratura e musica. Come puoi accompagnarlo? Questo barco fatto in grande stile, ndeso in alto che balzo in su gelu. Improvvise risultate uno delude fronta uno puro gentile. Parliamo di poesia, Monnato, la poesia su sentito, su coro, e siamo in che con Anna Cristina Serra, che è poetessa, manna, che ha vinto il premio Olmeda, e da essa non facciamo narrare Salimba sarda, Salimba de su coro, amore, odio in sa poesia. Sicuro sta lingua del sugoro e quindi non c'è che commente sta lingua del sugoro può cantare i sentiti profondi del sangue del somene come ti è in tutta questa poesia di tutto il mondo. Hai c'è stato dei tempus e temporios e hai c'è io e sto non cambia nulla poi scetti questa lingua tu puoi imparare puoi questionare adesso che porta sai a molto su sentito amore odio una cosa è questa poesia a tavolino una cosa è questa poesia a tentavolo certo amore e odio non è che in questa poesia se fosse esperienza mia in questa poesia hai c'è nada di meditazione a tavolino no sodio esti già esempi parenti del amore, come te naracatullo e s'altra parte del amore, mancai s'amore che da manca, da s'amore che non ti castia, da non esti mai o già in mai uno sentito di odio. Questa poesia improvvisata, secondo me, mi pare, è una cosa differente. Poi da chi ne canta, da chi ne improvvisa, da esti un attore, fra virgolette, dunque in persona da una parte e in questa parte come ti prodotto is nareoso spatti che non si bragenti dei sentitos dei uomini lo sono di oro ma su de macchiato appono è simile a su dono ghiatti di un angelo che si misa più sa su peccato si commente messo di toccato
Tu sei il maestro in sarte della poesia. La poesia la legges e la vages. Quando la legges cale di piaghede e cale poesia sarda può tornare chi ti spiaghi da viuso, chi più sta a mentas, e quando la devi scrivere, quando la devi pensare, meditare, commente vages. Possa che depu io esti come un gioco, poi tu aspettas che d'arriba, da certo d'arriba, se che asi ligio, se che asi bio, se che asi intendio. Come ti posso vai a di vai nominesi, oi e noi te ne posso uno, che so de Paolo. Tutti gli altri a dos fai benvenuto, Cici Tomasa, ma finza se Catullo, poi no, cioè tutta questa poesia che contribuisce a fare altra poesia, Gibran, poi no. Quindi questa poesia, per buona sorte, non tiene l'accanas, né di tempo né di luogo. Sal feminas in questa poesia sarda, sal feminas contatas dai suo poeta e sal feminas che han contato issas poesia. Sì. I feminas hanno vinti, sa femmine tutto, o in massimamente in maniera differente da come te la sapete un poeta uomini, che ancora oggi si vede questo modo, insomma, di per esempio tipo un'immagine stilizzata di questa femmina, invece questa femmina no, è da Pannai che in Sardegna in questo tempo è questa femmina che sta affrontando, per esempio, una parte dell'amore, dell'amore erotico, anche dell'amore completo, e sta femmina che sta affrontando. Che la serro con una cosa de aumentos passados, due cose che sono diverse. Una, che la cantano, che l'ha cantata a me in poesia, ite bella che sei, canto magrada, canto a soggio il mio, sei graziosa, oppure una poesia di un poeta da Trenurà che può barrare a uno dei 1900, ingannos e astuzia della femmina delittuosa, contro la femmina. Sì, certo, è un modo, un puro, però l'ultimo che cerimoniale lui è sempre una parte che su visti di può cantare gusto. Tocca da vedere che è questo sentito che da potere ad impei, oppure che è pensa se sul disegno deve una bottata, deve irrire un altro, è diverso, su poeti improvvisatori è un'arte differente. Ammonnato a su comincio, limba sarda, limba esugoro, tu hai un audio non tanto quando è iscritta, ma su frastimu in sardo è più degile dell'italiano. Certo, di Daigi De Bruso, io anche ho tentato di fare un concorso letterario, appunto, di anche di pentabandai certi frastimu, credo che sia durato uno scant'anni, ma questo è proprio poeta, non so gente come intendai, che agguanta e che agguanta da questo sentito puro, in suo buono e in suo malo. Quindi, quando stimau posso mai, quando frastimau posso tornare a sodio, no? A poter a sodio, questa occasione non manca, e quindi frastimau, ti frastimo un lingua sul corpo e ti ho che da piccini. Prima via Siamo con Fabio Pillonca in Sadomo della poesia cantata. Fabio, ha raccolto l'eredità del Babudò, di Paolo e Pillonca che ha cresciuto primo questo bello imprego che ha fatto in Noga in Silanus, grazie all'amministrazione comunale con il suo sindaco Gian Pietro Arca. Puitte ha fatto questo travaglio e Puitte uno di te bene in Noghe e te bagatta del suo mondo e della storia della poesia sarda se uno ne dà in Noghe. Beh, questa è un'eredità di manna che mi ha lasciato il babbo, no? E noi in questo museo è il saomo dei poeti improvvisatori. E noi ci sono 50 anni di lavoro fatto dal babbo, no? Di ricerca, di studio, di ricerca. Babbo è andato quando fu piccioccheddo a registrare le gare poetiche. A 20 anni su babbo tenia il registratore a bobbinas e muovia da con 500 e andava a ciccare, a raccogliere tutto un montone di interviste. Beh, questo che ho fatto noi in questo museo è stato un lavoro da anno, poi testi durano 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo abbiamo catalogato tutto, teniamo un archivio di circa 2500 garas.
tutte registrazioni ormai passate su digitali. In questo museo ci sono 100 gare che hanno da un arco di tempo che vanti dagli anni 50 fino ai anni nostri. Questa è Saida de Mura de Masala, de due poeti al manno, che fu un amico il meta de Paolo, ma è un museo dove Pira, Soggio, tutti i poeti che hanno fatto manna la storia della poesia. E noi c'è proprio la storia dei poeti improvvisatori e della poesia improvvisata, no? La poesia improvvisata è un fenomeno antico, senti che stiamo andando a vedere nei poemi omerici in opera di Virgilio. No? Noi, grazie all'amministrazione di Silanus, che nos ha concesso un comodato d'uso proprio questa struttura, ci ha decreto in questo progetto, proprio poiché Silanus ha attento come tenere stui due poeti armannus improvvisatori contemporaneamente. È l'unica ida in Sardegna che ha attento due poeti improvvisatori in arco del suo proprio tempo. Quando a sa mente mica tu ti para che in sono il deme Salimbe Sugoro, sa poesia cantata, sa poesia con sa musica. Maria Giovanna Cricchi è una creatura ancora, ma è sa oghe della lingua sarda, sa oghe della musica sarda. E tu ti tocca a ti domandare puitte ancora, la lingua sarda cantata, sa scantone il novasa, ma salde dando pure, sono ancora fa che negai piacere a sa gente ancora quando si poteva andare in piazza e spero di tornare a poter andare luego, l'entusiasmo della gente, la possibilità, e poi pure è una soddisfazione, e te provas tu e ti intendi tu quando potessi cantare e dare gioia a suo altro spuro. Tu hai sanato che io sono una creatura, ma sono una cantante ezza, come dai me che sto andando a cantare a questa festa, e la gente zalischi, di dai quando fia minoretta che mi viene, come sono entrata in questo museo che da più inteso fai dante, che abbiamo fatto questa visita in Oghe, ho pensato che quando piego a su barco tengo una fortuna manna di tenere tre scompanze, sa limba, sa musica e sa poesia, sorvesso mi l'ho fatto prestare da chi è più bravo allo sponnere uno in danante satteru, sa su canto l'ha un dono che mi ha dato Deus e sa lingua l'ha imparata da quando via minoredda e tanto quando arriva a questa festa il sarsuno con me così mi fa che forza e tanto si canto in sardo locutoresu la gente mi comprende su mantessi mancari che sema in campitano così te che narre che la musica la fa che te stare dottuvaresi che sorrese e gai sa cultura sa poesia sentito arrivano a tutto su coro a tutto lo scoro della gente. Su sardo, limba e su coro, quando canta in Sardegna e quando canta sposo sardo che non sono in Sardegna. E scuega che di intendere proprio fai dare su sardo e che di intendere sa scantone se chi con sa limba arrivano a Sugoro e ammentano queste cose belle, queste cose che sono passate, desa pizzinia certo, e gai nos intendiamo un popolo, questa è la cosa più bella. Amore, su dolore, sodio, finza di questa cantone classica fu più che atteru di amore, ma va dolore pure, si pensa a Badde Lontana, si pensa a Vendetta, si pensa ad altre cantonese, e casa limba salda resessi da chiogare tutto su che teniamo in sanima. De sicuro, Deo so gai, quando intendo le cantonesi in sardo, pare che
chi portano a leggere intro su coro meu e tanto penso che quando arrivo a una piazza e io sa gente che si è calleato sa cadrea si sezzere in dainanti e mi scurtare devo chirco de giocare da esa gente sa cosa che tenete in su coro si tene gana de ballare tanto canto un ballusardo si l'orbio invece se chi sono attento soltanto mi pongo a cantare una cantone mancare de canto via minoredda o una desarmias essa gente che fa che sa festa esa limba da zua da fa che sa festa. Con Gino Marielli, de questa azienda, facciamo non solo della lingua sarda de su coro e in su sentido, come abbiamo fatto fino a 6 come, ma de commente pure un gruppo cantando in sardo e il resessido si fa onore in un palcoscenico italiano. Sul Festival di Sanremo dinarano della canzone italiana, ebbene, cantones in saldo su questa azienda sono resessi da attendere un grande apprezzamento vinza fora da Sardegna. E dunque intendiamo su chi nos hanno Gino. Quando abbiamo fatto lo complesso, no? Abbiamo una fissazione, chissà di cantare in inglese. In inglese, perché l'italiano non ci piaceva con la nostra musica. L'usaldo ancora non era giusto per noi. Abbiamo fatto un disco di provini in inglese e uno in saldo in locutoreso solo per pagarci lo studio e siamo andati in giro per l'Italia a farlo intendere alle discografici. Abbiamo agattato Mara Maionchi e quando l'abbiamo vista abbiamo dato lo provino in inglese e gli ha detto bello questo, avete qualcos'altro. E noi, sì, questo. E abbiamo dato che sono in saldo, era Nanneddo, l'Ave Maria, e gli stessi rizzati li capiti. E ha detto, tornate a casa, prendete queste due cose e fatene una cosa sola. E noi siamo tornati a casa e siamo posti a trabadare. Ed è venuta fuori questa cosa, ci siamo innamorati della lingua sarda. Da questo momento abbiamo deciso di cantare in sardo. Siamo posti a studiare, a scrivere e a fare tutte queste cose. E quando ci hanno proposto a Sanremo questo mix, questo miscuglio di sardo con l'italiano, era una cosa un po' macca, ma proprio questo macchini ha fatto sì che questa cosa ha funzionato. Commente di ase cercare luna. Sagamos inteso è sa cantone Cara e Luna di Franco Madao, una cantone che ha descritto Paolo Pillonca proprio in onore di sua mamma Franco, che hanno il molta. Come tanti inteso è proprio su capponau sempre, su saldo e sa limba di su sentito, sa limba di anima e sa limba di su coro. Intendimos come su messaggio che nos ha mandato Franco dai Cuba in un stadissu, non si è potuto collegare che hanno ballinia, ma nos ha mandato un saluto. Quando ho deciso con Paolo di scrivere una canzone che onoressi sa mamma, poi specialmente se stati più facili, questa che io pensando pure a sa mamma sua. E poi un'altra cosa, Paolo conosceva bene a mamma, andasti in meta d'uomo, io meta volta tenia gana e desigio di avere accanto di una mamma. E Cara e Luna, poi sono divenuti a deghile come ti narratisso. Da connota sciria sta colonna che pure in domo e mi narrà sempre di più torrai grazie e onori a questa femmina che ha tenuto una famiglia a manna ed ha levata con tutti i sentieri. Deo fu abitudine mia quando scrivo una canzone da scrivo intendendo il suo sentito della intro e mi deve commuovere che non mi ha una commozione a me
non posso commuovere esatto. Quindi tutte le canzoni che canto, 20 canzoni di guerra o di arrennego, sono fatte con questo istinto e quando le canto mi commuovo. Ma mascalmente se abbiamo scritto con mamma, con Paolo, io quando la canto da più ancora, se accanto a mia, che stiende in me, da una parte pregiata, perché poi su palco cantendi, su villo cantatori, chi ha seguito usando la stessa famiglia, dessa musica, ma da sattera che gioco lucido plangente, perché ci riesca su traballo cosa mio, non fu un traballo che mi ha durato tutta la vita e se ne è andata con questa preoccupazione. Appusti delle faidau di poesia e di musica sarda, veniamo di imprente di letteratura, che è importante meda può valorizzare su sardo e può fare delle arti che valorizzano su sardo, fare dare di questa cosa. E come su Diego Gorraine, che è una vita in Salimba sarda, è una vita in suo movimento di Salimba e che è una donna di imprenta che si a battire su sardo in giro, po' minores e po' mannos. E dunque la prima domanda è, la pregunta è, puite ed importumano a seguire a pubblicare pure in lingua sarda in uno tempo che non è facile come questo linguaggio vivere. Beh, per prima cosa per dare orsa a Salimba allegà volata, Salimba isritta a barra frimma, tutto su isrimoso a barra da il suo tempo venidore, appunto il suo presente, e si può fino a trasmettere il suo territorio a terra gente. E dunque Salimba isritta ha un altro valore di dare più tempo a isriede di passare Salimba. E dunque è più difficile a dare in Salimba isritta pronare italianismo in un po' su danno ende male a Salimba allegà. Dunque la letteratura mascamente proprio sinnoso e fino a spromannoso è una maniera di dare proiezione sul tempo venitore a Salimba e di fare su disizio dell'essere di questa gente di oggi. Aspetta un attimo, Diego, intendiamo su chi nos ha nato, su pregusto Maria Marongiu, che è stata uomo di imprenta Alfa Editrice, che sta in Olmeda, che fa queste stesse cose. Intendiamo Maria e poi torniamo a noi. So sardos hanno un patrimonio umano da difendere, sa storia, sa cultura, sa tradizione sua, sa lingua sarda. E sa lingua è l'elemento più importante dell'identità del nostro popolo. E provare a conoscere a so sardos, dessa ricchezza manna che noi usiamo, di una storia meravigliosa, e dessa lingua e dessa cultura, ecco, con questo intento è nascita Alfa Editrice. Nos hanno inculcato che su sardo non è una lingua, che non è in grado di essere comparata con altre lingue. Oggi sappiamo che la lingua sarda è tutelata, tutta la lingua deve essere imparata, deve essere faedata, la dobbiamo leggere in tutti i giornali, in televisione, in media di comunicazione. Oggi la lingua si chiama molzende ed è una cosa che noi non dobbiamo permettere come sardos. Siamo tornati con Diego Gorraine. Diego, sos classicos, ma finza sei scritto al de Oe, il de importumano a imprentare in lingua sarda. A Ionarare, abbiamo cominciato a spizzino sono zaneddu più debole in adena della trasmissione Salimba. Pa importa da i va paziente manna e l'allega, si appusti sospizzino non l'allegano. Difatti il problema fondamentale Salimba è la trasmissione intergenerazionale. Però il classico ordana importo a Salimba. Dunque a pronare Papiros ha pubblicato Saramago, García Márquez, ultimamente ha pubblicato un libro del Subiado di Amos Oz, è morto proprio l'anno passato, il scrittore di importo israeliano. La Ramos, la difficoltà di Promanna di Salimba non sta a pubblicare in sardo, ma scamente a educare la gente a leggere in sardo. A vedere voltas basta gente e narra, io non so la varietà di me, però la lingua scritta a me è stosta, perché non la imparare di sola, non la imparare a scrivere, dunque mi viene difficile a leggere. A pubblicare il libro serve fino a educare, a dare
e donare l'occasione in Sisola di avere in italiano. Papiro ha fatto tutto il suo classico del suo spizzinnos, lo ha tornato quasi a contare in sardo e tu è difficile lo fare leggere, ma il suo problema è forse che non basta in scuola la possibilità di leggere in sardo e di imparare lo spizzinnos a si confrontare con una seconda lingua che è ricchezza, no? Questo è il suo problema manno. Il problema manno è fino a questa maniera di inserire. Su vatto dai 20 anni non decidimos di inserire in sardo la lingua di referenza, non ero all'esia l'invaso di cada vita, è libero cada uno dell'uare e cada uno è libero di allegare come gli pare. Però di attare una norma, i servi pro tutto, pro giornale, pro documento, pro avviso, pro cartello e pro libro, questa è la difficoltà di manna. A imparare a leggere una lingua, solamente in italiano, in francese, in inglese, una volta che l'hai imparato, vale per sempre. Dunque, se va una regola, una norma, questa è la letteratura ad un importo umano, per la vrimare e per la fortire. Tornamos con la tie un secondo, tornamos da Maria Marungio che abbiamo domandato il sapore e te dissa di su chi si deve morfare per cliccare e valorizzare un po' di più la lingua sarda. Maria. Beh, io sono convinta di una cosa, che quando sono saldos, analiare coscienza di questo che rappresentano il suo mondo, tanto le cose hanno cambiato. Secondo me hanno cambiato in mezzo, in economia, in società, in tutto. E sono convinta pure che tutti questi problemi sanno risolvere. Però prima bisogna che certe cose si attivino immediatamente, come con questa classe politica sarda, con questa amministrazione regionale, che deve delle deve essere cosciente di questo che deve ir davanti. Capite questa è una rivoluzione culturale. Diego, da 9 a decannos a Fradecannos, che tempo di molfagere a sanato su chi serve sopra di strada che devi molleare, ma concretamente si deve di aspodere pensare dite che dite di aschere pubblicare, come te lo di aschere pubblicare, come te di aschere chi su resto dal domo di imprenta fetta qualche cosa per valorizzare la lingua sarda. Beh, prima cosa di essere a imparare su sardo il sonnidos, persino da 1 anno in soso, la lingua o l'impara diretto da quando la persona è nasia, su pizzini è nasio, se no non serve più a intervenire in scuola media, in suo liceo o in sua università. Un Diego Corraine e Maria Marungio hanno fatto dal domo di imprenta, come con Nanni Falconi che teniamo scollegato, faiamo te chi è iscritto in saldo e poi intendete poi Nanni narada chi è di importo umano e poi bistavo cos'è di importo umano e iscritto in saldo. Nanni Falconi. È importante che dobbiamo in questo momento cliccare e salvare la lingua sarda. Sulle scrivere non permette di avvisare il suo avvio fino a prossima storia. Noi come mantessi cosa da fare dare. Si scritto o ambarada. E ambarada è tinarada per un futuro, sì, non badai più la lingua sarda, che badà per un momento che si poteva salvare. Questo è il principio primo, per il quale io scrivo. Da poi che mi piace di scrivere e che mi piace di scrivere in saldo, che è la lingua materna mia, la riesco a umanizzare bene in mezzo all'italiano e che in essa può tornare tutto quanto sul sentito che ha dentro di me e la conoscenza pure della cultura sarda. Pepe Corungio è scrittore, attivista della lingua sarda, è direttore dell'ufficio regionale della lingua sarda. Domandiamo a Issu Buru, ite dia deve fare sul mondo della cultura e tutto ciò che siamo impegnati nella lingua sarda, può cliccare de mezzorare, specie in Sadomo de imprenta, su messaggio della lingua. Pepe. In tanti si scrive in sardo po' amore e po' passione, po' amore per questa terra, per questa lingua. Mescamente sa lingua, poi è sa lingua propria di questa terra e dunque
di essere veramente feo, a essere innamorato di questa terra, di questa letteratura sua, di questa storia sua e non imparare la lingua propria di questa terra. Credo che sia un fatto finché di coerenza, finché di un messaggio questa società vuole comprendere bene me, che non è giusto ci si imbrocia da questa espressione, non è giusto ci senti di faccia un venitore della Sardegna senza la lingua sarda, che tanto gli adesso è una terra negata, infatti un'espressata geografica. Abbiamo inteso a Peppe, poi l'abbiamo tornare a intendere come scrittore, che ha scritto due libri in lingua sarda, un vestito o canno e sanno passato. Torniamo da Nanni Falconi, l'abbiamo domandato. C'è differenza tra poesia e scrittura in letteratura in sardo. Io so che la traduzione spuro, cioè portata dall'italiano a su sardo. Come te si resessidi a rendere in due lingue diverse sul stesso sentito? Intendiamo a Nanni. Difficile una mezzo mattanoso, penso che l'usiate in qualsiasi lingua. Una bella lingua che non ha tutto quanto, su cui deve dare una lingua. Cioè, se ho sentito che sono in inglese, bisogna pure in sardo. L'importante è di conoscere la lingua con la quale tu stai traduendo, che con questa poi deve mostrare tutto quanto, i sentimenti che vivi nella lingua di partenza. Mattanoso è il mattanoso, che non è facile a tradurre tutto quanto che basta dai segni di una frase in un'altra lingua. A Biasa non si può più fare, tanto deve cliccare con altre parole per dare moltissimi concetti. A suo manco questo trabalho che ho fatto io. E a Biasa, anzi, mi pare che vi resesse abbastanza bene. L'importante è conoscere a fondo la lingua che si intende. E questo solo questa pratica si può dare. Non è che da casa di scrivere se ti può tradurre da un'altra lingua che ne scrive bene la tua. E ora mia l'ho studiata per mai tanti anni, ho fatto una tanta pratica per conto mio e che nel venduto momento ho tradotto sul due romanzo come non ho potuto tradurre. Uno tanto anni fa che è Conrad, Coro di Scuricore, e come su Emiliano De Iana, che è un libro moderno che vi si duole, che forse è la prima volta che si traduce in un libro e vi si dà pago in seconda imprenta, impara. Abbiamo inteso a Nanni e come che la serramos intendendo torna a Peppe Corongiu, che ha scritto due libri, uno a Cannu e uno l'anno passato. L'anno passato fu un romanzo in saldo, Metropolitania, una storia molto particolare proiettata a suo tempo il benitore, a suo tempo che deve ancora arrivare. E Ocanno invece ha scritto un usaggio a dies de oe, ha fatto su punto sopra della lingua sarda. Intendimmo su chi deve pensare. Su venitore della lingua e della letteratura sarda non mi immagino differente in me da come è scomodo, perché è sempre stato in un mondo in tribulia, in un mondo che deve andare contro sapento e punta su, e dunque immagino che questa guerra da durare ancora per me, mancare gli autori che scrivono in sardo, non essere pagos, ma non si agguantare, a resistere. S'aggiunge ci vuole già questa politica linguistica della regione, finché adesso Stato che ha competenze su questo spuro, penso che non debba essere assistenzialismo. Cioè non credo che l'assistenza agli editori che ci pubblicano in lingua sarda sia la cosa più giusta, perché poi crea dipendenza e ammortigina la svinza del suo mercato culturale che si adegua alla suggestione della politica. Se ci deve fare questa regione fai una politica coerente con una lingua standard, ponendo questa lingua standard in scuole e dunque abituando la gente a leggere libri in lingua sarda unificata, codificata. Poi ogni autore scrive in una lingua, una variante di lingua differente. La gente ogni volta che legge un libro gli deve imparare una lingua differente. E questo è un mondo possibile che anda da faccia su macchiore, non è una soluzione del questo problema. Dunque la regione deve fare una politica coerente e spainare una lingua codificata a tutti. Poi abbiamo finito, è tempo di che la gabare. Nos intendimos e nos vamos a biere
Su 28 di su mese Gintrada ed è stesa die in comincia da Saghida Santa e duccasa amos a faedare da Saghida Santa in Sardegna, in tutta la Sardegna è tempo bello da contare con boisi sempre in sardo a intro e su conto.